24 persone attualmente ricoverate, un numero basso ma purtroppo triplicato rispetto alle 7 della scorsa settimana. Crescono i contagi a Padova, dove la media dell'incidenza sale oltre il 2% e supera quella nazionale. Non è ancora alle spalle la pandemia, lo confermano i dati diffusi dall'azienda ospedaliera di Padova. E abbiamo registrato questa settimana un numero di ricoveri notevolmente superiore rispetto alla settimana precedente. Naturalmente parliamo sempre di unità, quindi sono numeri che in linea generale non ci preoccupano, ma ci fanno stare molto attenti. Attualmente i ricoverati sono 38, 72 anni l'età media, la più giovane una donna incinta di 33 anni, il più anziano un 92enne. 10 le persone in terapia intensiva, 17 nel reparto di malattie infettive, ma la preoccupazione è legata alla stagione. Certo che è che andiamo verso l'autunno e quindi accanto alla presenza del virus sicuramente si manifestano anche altre patologie su cui il virus può, come dire, interferire e aggravare il quadro clinico della persona. Questo potrebbe essere una spiegazione. Ad aumentare in modo consistente effetto Green Pass sono stati i tamponi pagati dai cittadini. Nell'ultima settimana sono stati 1173 quelli effettuati a pagamento nell'azienda ospedaliera di Padova. Il picco si è registrato lunedì, 354. La scorsa notte sono stati 32. Un ospedale è tornato quasi alla normalità, precisa il direttore. L'ospedale, dobbiamo dirlo, sottolinearlo e quindi anche ringraziare tutto il personale che sta lavorando all'interno della struttura ospedaliera, sta lavorando direi quasi nella piena normalità e questo è un dato molto importante perché dobbiamo, come ben sapete, dare risposte a tutte quelle patologie che in qualche modo avevano subito un ritardo nella loro presa in carico. Insomma, lo stiamo facendo, sta andando bene.